Oggi siamo in Lombardia, sulla sponda bresciana del lago di Iseo. Andremo a fare un itinerario ad anello con partenza da Vello di Marrone, che seguendo un sentiero verticale ci farà raggiungere la cima Corna 30 Passi, uno strepitoso balcone panoramico sul lago di Iseo. Quindi, carichi di energia, siamo pronti per partire alla volta di Corna dei 30 Passi e la nostra prima meta è la chiesa della Madonnina. Sentiero 263. Arrivati alla chiesa della Madonnina con davanti una splendida veduta sul lago. Ragazzi, qui siamo ad un bivio. Salita per la vertical o per via normale? A voi la scelta. Vertical! My heart is aching, somehow in all the right places. You made me feel like enough. I'll be yours, I'll be yours. My heart is racing, these tears I have is shaking. Guardate che panorama! E più si sale, meglio è. Tratto con catena. Forza! Dai che piana! Parte nord del lago. Mancano ancora 200 metri di dislivello per raggiungere la cima. Stanchezza e fame iniziano a farsi sentire, ma noi sempre avanti. Grandi Ale! Hey! Superato l'ostacolo.
Vediamo la faccia. Brutta, brutta. Si vede la croce di vetta? In your eyes, I see the future, see the fall. In your eyes, no illusion, only war. In your eyes, only low, low, low. Are we leaving now? Only low, low. Are we leaving now? Only low, low. In your eyes, Ancora pochi metri e ci siamo. one day a friend, Finalmente! an enemy. To hurt and hold, will I change my destiny? In your eyes, only low, low, low. Are we leaving now? Only low, low. In your eyes, are we lost in a world spinning round? Are we walking in circles, tripping over the same spot every time? Cima Corna 30 Passi, ti abbiamo raggiunta! Siamo a 1248 metri di quota e nonostante la quota modesta è un ottimo punto panoramico sul lago di Iseo e sulla Val Camonica. Incredibile, qui sta nevicando mentre sul lago splende il sole. Da Corna 30 Passi adesso scendiamo alla croce dell'anticima Corna 30 Passi Est. In your eyes, I'm always worthy. I fit the part. Hold it down. I can't sustain what I've been told. In your eyes, only low, low, low. Are we leaving now? Only low, low. In your eyes, are we lost in a world spinning round? Are we walking in circles, tripping over? Siamo arrivati alla croce dell'anticima e adesso continuiamo il nostro giro e scendiamo al Forcellino del Zuff. Want to notice that something is broken and I can mend it alone. Siamo giunti al Forcellino del Zuff. Da questo punto scendiamo a Vello seguendo il sentiero di rientro del Vertical. All'interno del lago di Iseo c'è una splendida isola che vedete alle mie spalle chiamata Monte Isola. È la più grande isola lacustre naturale d'Italia, nonché la più alta d'Europa. Heart is aching, somehow in all the right places. You made me feel like enough, all
Con il sole siamo ritornati a Vello e adesso andiamo a fare un giretto in paese. Noi è la prima volta che veniamo nella zona del lago di Iseo e possiamo dire che il posto merita, è fantastico e sicuramente ritorneremo per nuove escursioni. Per quanto riguarda il vertical, possiamo dire che è proprio un vertical. La pendenza è costante dall'inizio fino alla cima Corna 30 Passi. Abbiamo fatto fatica, però siamo stati ripagati dallo stupendo panorama sul lago. Questo è un itinerario non adatto a tutti, è classificato per escursionisti esperti, bisogna avere un buon allenamento, passo fermo e assenza di vertigini. Al rientro seguite la traccia GPS perché la segnaletica è carente. Da evitare nei periodi caldi e non ci sono punti ristoro. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima!